Antonino Alletto, segretario generale nazionale del Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti, un comunicato stampa molto pesante e determinato: Agrigento non è Beirut, dove denunciate le condizioni massacranti in cui i poliziotti lavorano. Ma guardi, noi come poliziotti pretendiamo solo una cosa: sapere come dobbiamo muoverci quando accade un fatto qualsiasi, un fatto criminoso. Per quanto riguarda gli immigrati ci riteniamo semplicemente delle belle statuine, perché malgrado abbiamo un numero congruo di forze dell'ordine che presidiano i centri di immigrazione, non abbiamo regole di ingaggio, perché a tutt'oggi il governo non le ha emanate. Quindi rischiamo che qualsiasi tipologia di intervento venga adottata dalle forze dell'ordine vengano scambiate per altro. Questo ci crea tante difficoltà. I fatti che sono accaduti in questi giorni sono di una gravità che prevedono comunque, il codice penale prevede per costoro che l'hanno fatto dei reati specifici e quindi delle sanzioni. Ma solitamente siamo attorno a questi centri di immigrazione che non riteniamo affatto siano idonei ad accogliere degli esseri umani. Ci troviamo a non avere delle regole di ingaggio chiare. C'è anche Siculiana, ma le voglio fare un'altra domanda. Ecco, c'è anche un'incapacità da parte dei gestori a gestire il centro? Ma guardi, noi non abbiamo contatti con i gestori, non ci interessa questo. Noi riteniamo che i centri d'accoglienza, così come sono dislocati, non siano idonei. Devono contenere un numero minore di cittadini che si introducono illegalmente nel nostro territorio. Dovrebbero essere delle strutture per noi più agevolate per quanto riguarda il controllo esterno, così come sono non lo sono affatto.